Signori, io devo dire una cosa, che stasera è un grande piacere, ma un grande onore. Io lo voglio bene perché, come si suol dire, ci hanno cresciuto, sia lui sia io, veramente, perché abbiamo fatto veramente tante cose insieme. Questa sera ritornare in TV, o sto aspettando a 30 puntate, 32 anzi, stasera è venuto a trovarmi e gli voglio bene veramente perché è un amico e poi ha una bella voce veramente ed è un artista veramente, io glielo dico sempre. Signore e signori, finalmente è con noi e questa cosa mi onora, Giuseppe Michelino! Buonasera a tutti, buonasera alle persone che sono a casa, Accomodati, grazie per questo invito. Mi metto qua? Accomodati Perfetto. qua. Ah. Peppe, io stasera Sono tipo... comodo, si secci. Hai visto come sono qua? Stasera Stasera a tutto lo tipo... staff di Prima TV Napoli perché è organizzata, bella, Hai ci visto sono anche com'è? le macchinette del caffè come si deve, che è la cosa che non deve C'è mancare tutto mai. veramente. Peppe, a me fa piacere averti, perché ho detto abbiamo fatto tante... È sempre mio, sia di vederti che di sentirti. Abbiamo fatto tante cose insieme ed è sempre bello vederti. Stasera mi sono pure emozionato Ho perché messo un post sul mio profilo. Ho detto stasera vado a casa di un amico, quindi perché io qua sto a casa tua, sto veramente molto molto bene. grande Giuseppe Michelini. Giuseppe, per chi non sa la tua storia, la dico io. Vai, fammi Allora, emozionare. Giuseppe Michelino, dovete sapere che artisticamente nasce tantissimi anni fa. Una voce e dei colori veramente di quella Napoli vera, di quella Napoli reale, di quella Napoli passionale. Non solo, lui ad una tenera età, già al Palacasoria, con un artista che poi veramente ha fatto tanto e si è affermato, che è Raffaello, Io vado a che salutare noi perché salutiamo, un abbraccio lui forte al segue grande tanto queste Raffaello. trasmissioni, E, segue tanto i social delle trasmissioni e poi a locali, Palacasoria era quindi- pienissimo. No, ma là Raffaello riempì tutto perché era proprio il momento di Raffaello. Infatti là facevamo una festa straordinaria. Straordinario. Bellissimo. Poi piccolissimo stava dietro due grandi artisti ad un'inaugurazione, ma due grandi artisti, non due grandi artisti che erano il grande Mario Merola e il grande Mauro Caputo. Straordinario, guarda, mi hai ricordato una scena molto importante della mia vita. Io ero piccolissimo, mi ricordo proprio che il maestro Mauro Caputo, che aveva una casa discografica a Casoria, e lui mi invitò nella sua casa discografica ed è lì che conobbi il maestro Mario Merola. E lo conobbi sotto forma scherzosa perché lui era immerso tra una marea di gente e a me mi aveva detto a lontano, parlo molto napoletanamente come faceva lui, diceva bello guagliunci, vieni un po' qua. Mi prese sotto il braccio e non mi ha mollato per tutta la serata. Ho fatto il cameriere suo, gli ho cantato le canzoni, lui mi faceva gli applausi, mi ha fatto i complimenti e mi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Lui chiamò il maestro Mauro Caputo e disse ma stu guagliunciel a da registrare a Caddinde perché era il mio primo disco ed era la prima volta che si incideva qualcosa nella casa di Mauro Caputo. E Mauro Caputo disse: Mario, si coccherun, nu giorno si accorgi stu agliunciel fa un affare. E mi disse Mario Merola: e si la rit chist significa tu andrai avanti. Quindi io spero che questa cosa si realizzi. Grazie. Alla grande. E poi Giuseppe ha fatto anche degli album. Due Album. Due album, veramente poi tutte belle canzoni, devo dire la verità. Grazie. E Che poi abbiamo stasera- fatto tante cose insieme, abbiamo girato tantissimo. Abbiamo fatto... La gente non sta cosa No, la gente è pure non lo una sa. battuta, la gente non lo sa perché giustamente non può seguirci 24 ore su 24. Ma abbiamo fatto financo una casa psichiatrica. Assolutamente. Ah, beh, quello fu una delle storie più belle, Fu voglio- una delle storie perché più tra belle. le tante serate che abbiamo Veramente fatto, fu una cosa tra le eccezionale. tante persone che ci vogliono bene, ci chiamò una struttura Ura- che poi venimmo a sapere dopo davanti ai cancelli che era una struttura psichiatrica. Bello. Però fu una cosa bellissima Una cosa perché bellissima e le persone che emozionante. stavano, e quella è la magia della televisione, delle radio, la gente che stava in questa clinica, se ti ricordi bene, voleva fortemente la presenza mia, di Peppe e di altri amici. E che di erano altri là. amici. E noi veramente fu una cosa Ci bella. stava pure Mirko Stella. E fu onorato. Manca E a c'era farlo anche apposta. Mirko Stella. Siamo incontrati tutti quanti qua Tutti stasera, quanti una insieme. rimpatriata tra amici. Peppe, palco a te, Grazie. al Io centro. però stasera non canto una canzone di nessun disco.
Stasera canto una canzone che ho scritto pochi mesi fa per una vicenda accaduta e non voglio nemmeno dirla, però io la canto perché l'ho scritta per due persone che sono molto care per me e tratta un argomento un po' particolare, tratta l'omofobia. Benissimo. Quindi chi la capisce sta canzone È mi fa piacere. importante. La canzone si chiama 16 maggio. Voglio dire solo una cosa. Poi Giuseppe ci canterà anche il secondo pezzo, che è... So che tu hai fatto una storia, che è combinata là. Ho Peppe mi fatto ha una detto- richiesta. Signori, lui ha dei colori che veramente somiglia a Gigi D'Alessio. boh, non Di tocchiamo. voce. Ha veramente dei colori eccezionali. Quindi il secondo pezzo è la canzone di D'Alessio. Ah, quindi vuoi che canto una canzone di D'Alessio? Di D'Alessio. Perfetto, a Certo. sorpresa, vediamo A quello che sorpresa succede. vediamo quello che Vai. succede. Quindi regia le fa tutte e due e poi permettimi di salutare 3 persone particolari, anzi 4. Voglio salutare perché io e questo signore conosco tutta la famiglia, a Roberta, a Matteo, a tua mamma Grazie. e al signor Grazie. come si Papà, a, Mimmo, a Mimmo. tuo padre Mimmo. Un abbraccio forte a tutta la tua famiglia. saluto anche Lo io. sapete, una parte del mio cuore è sempre con voi. Signori Giuseppe Michelino. Maggio, un concerto, la musica e noi. Tu tra la gente incrociavi solo gli occhi miei. Ciao, se ti va posso offrirti un caffè, ma se vuoi. Dentro me già sentivo qualcosa nel cuore cambiare. E tu invece soltanto parole, niente di più. Ho provato a parlare da solo per capirmi di più, ma tu eri soltanto un'amica, io volevo di più. Ho conosciuto l'amore, ci stavo anche bene. Tu gelosa cambiavi ogni giorno di più. Quante cose linda vita come succede. Ed una sera di luglio ho baciato te. E ricordo quel giorno mio padre spiegava a mia madre era tutto cambiato e che ora volavo di più. Ogni volta che sfioro il tuo viso so che ho fatto bene. In amore si vince soltanto con chi amore ti dà. Alla gente forse tutto questo non potrà capire, ma stringendoci forte insieme si vincerà. Ogni giorno tu dammi la mano che voliamo insieme. Se sorrido, se vivo, se amo è solo per te. Se vivo, se amo, è solo per te. Oh. Andiamo a cantare E si tornasse a nascere. Gigi D'Alessio, vai. Io mi siedo, posso sedermi Peppe? Vai, mi metto qua, sono più comodo, dai. E si tornasse a nascere e non scendesse a te,
volesse una tu cuore, non visto niente a me, non uso ma so tempo, che già perso a te pensare, e poi non ti cercasse perché non ci stesse niente a ci trovare. E si tornasse a nascere, e poi sapesse già, mi regalo bene e chi si fa rubare. Sta vita mi servisse solamente per imparare, e se tornasse a nascere sapesse tu non essere più sbagliato. Niente volesse non tenere niente per vedere che facesse sta gente che parla e non dice mai niente, ma piglia soltanto e mai niente tra nessuno. Giorni volesse morire per noi giorni, per vedere chi mi sta sempre attorno, per sapere se mi gira in spalle o c'è sta qualcuno che chiagna per me. E se tornasse a nascere, mamma lo stesse qua, e tutti chi li vase, ma mi tornasse a dare, volesse che la casa solamente per guardare, a luna che si trucca e poi si specchia rindomare sta città. Volesse non tenere niente per vedere che facesse sta gente che parla e non dice mai niente, ma piglia soltanto e mai niente tra nessuno. Giorni volesse morire per noi giorni, per vedere chi mi sta sempre attorno, per sapere se mi gira in spalle o c'è sta qualcuno che chiagna per me. E si mi addorme, ho già saccio che manchi nei suoni c'è sta verità, e bugie non mi voglio puntare, perché a roba che male mi fa vita, che si torna a venire da volte, fammi nascere addosso nato, forte pure a chi a me ma mi sciuri, e chi mi ha fatto chiamare assai non mi fa più vedere.